Amici di Audio Guest, ben ritrovati, saluto lo chef Kevin Gaddi. Ciao Kevin. Buongiorno a tutti, grazie Igor. Ci eravamo lasciati perché Kevin è stato già ospite qui a Radio Guest proprio nello stesso periodo nel quale tu avevi avuto questa esperienza con un'importante trasmissione nazionale, grazie alla quale poi sei arrivato a diventare anche ambasciatore del gusto del Friuli Venezia Giulia. Ora ti vediamo sempre di più attivo, con tantissime esperienze. Insieme a te c'è anche un bel marchio, io sono Friuli Venezia Giulia. Ma da quella volta ad adesso, che cosa è successo? Kevin, cosa sta facendo? Da quella volta, da quando ho ricevuto quel premio da Massimiliano Fedriga e Sergio Bini, diciamo che gli eventi sono stati numerosi quest'estate e anche abbiamo concluso con la promozione di questo marchio Io sono Friuli Venezia Giulia a ottobre, settembre, adesso mi ricordo principalmente cosa, con 10-12 eventi in giro anche per l'Italia, perché siamo andati a Torino, siamo andati a Parma, a Verona, abbiamo fatto vari step. Siamo partiti da Lignano, dal Friuli Venezia Giulia, con l'Educato dei Vini anche, dove ho fatto degli show cooking con i vari prodotti a marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, e abbiamo fatto conoscere questi prodotti alle varie persone, non solo del Friuli, quindi anche persone che sono venute dall'esterno di questa regione. Quindi una serie di eventi a livello nazionale, tanti impegni, quindi frontman o comunque testimonial, ma l'ambasciatore appunto lo dice il nome stesso, del Friuli Venezia Giulia. Ma esattamente all'interno di questi eventi tu che mansioni hai? Cioè che cosa fai per promuovere il Friuli Venezia Giulia? Ma guarda, io principalmente cerco di far conoscere le aziende che sono all'interno di questo marchio, no? Con i loro prodotti, con le loro ricette, anche perché qualche azienda ha anche la loro ricetta che usano per far conoscere il proprio prodotto. Io quindi magari cerco di rivisitarla, oppure vado in qualche cucina e cerco di presentare qualche prodotto che si utilizzano proprio vero e proprio. Quello che io dico di più di tutto è che il Friuli Venezia Giulia esalta tantissime materie prime. Partiamo dallo zafferano, che anche questo qualcuno dice ma è impossibile, invece su verso il Tolmezzo, verso la Carnia c'è un piccolo agricoltore che tira solo zafferano, che ha marchio, quindi ci sono tante piccole realtà. Io principalmente faccio questo, faccio conoscere agli chef, alle persone e alle aziende i piccoli produttori di questo marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Sicuramente in giro per l'Italia ti sei confrontato anche con altre realtà sempre italiane. Ecco, queste come vedono il Friuli Venezia Giulia? Perché da dentro la regione forse magari a volte non riusciamo a capire. Un bel confronto invece aiuta a vedere un po' più in là. Sai, rappresentare una regione sotto l'aspetto culinario non è mai facile, nel senso che puoi snaturare un prodotto come esaltarlo, e non è mai facile anche l'approccio con le altre persone. Però ti posso dire un fatto che mi è successo a Torino, in questa fiera, dove c'era la Varaccara, che è un prodotto addirittura slow food, quindi molto rinomato, che viene fatto da Ovaro, da quelle parti lì, e praticamente nessuno sapeva cos'era la Varaccara. Quando è arrivato Studio Aperto, che mi ha fatto l'intervista per capire come stai facendo tu, adesso cosa faccio io esattamente, ho presentato questo prodotto qua. Non lo conoscevano proprio, neanche il nome, non riuscivo neanche a pronunciarlo, e la cosa divertente è stata che quando gliel'ho fatto assaggiare, gli ho fatto capire dove si può utilizzare un prodotto del genere, che storia ha quel prodotto lì, perché parliamo di un prodotto che è centenario, quindi non è un prodotto che è nato ieri. Loro sono rimasti veramente a bocca aperta. Poi, facendogli capire le tante piccole realtà che noi abbiamo in questa regione, vengono anche volentieri a scoprirle, credimi. È una cosa che una collega l'altra, cioè partono da Trieste per magari assaggiare il prosciutto cotto e andiamo a finire a Manzano per conoscere la città più grande del mondo, che è qui. Credo che lo scopo sia proprio questo, anche di far ruotare il turismo, perché no, e cercare di far conoscere il più possibile una delle regioni più ricche d'Italia. Io lo ripeto sempre, sono un po' ripetitivo, però è vero, credo e sono convinto che il Friuli Venezia Giulia sia una delle regioni più ricche d'Italia dal punto di vista non solo enogastronomico, ma anche culturale e anche ovviamente paesaggistico. Se posso permettermi, è una cosa che dice sempre il presidente, far conoscere Io sono Friuli Venezia Giulia non è solo la classica frase così, è proprio una regione che vuole far conoscere proprio
però non solo magari i prodotti ma anche i posti, perché si collega un prodotto a un posto e visitare quel posto vuol dire andare a collegare quel tipo di prodotto. Questo è la realtà e lo scopo di questa scritta. Beh, insomma, i risultati credo stiano anche arrivando, perché il turismo in Friuli c'è un trend anche positivo da questo punto di vista, quindi speriamo che queste iniziative vadano avanti ancora nei prossimi anni con persone come te, quindi ti faccio i complimenti per questo lavoro. Parliamo di Kevin Gaddi adesso, che il futuro ovviamente è là davanti, ma come si vede Kevin Gaddi, o meglio, quali sono i progetti, passami il termine da grande, diventerai Vissani? Diventerai Canavacciuolo? Sarai più in TV? Sarai più all'interno del tuo ristorante? Cosa succederà? Come ti vedi? Guarda, io sono sincero, la parte della telecamera, di stare davanti alla telecamera, di presentare, di far conoscere le varie realtà, non mi dispiace. Non mi dispiace neanche essere in cucina. Cerco sempre di fare un po' e un po', in modo tale da non perdere la manualità, ma fare sempre quello step successivo sotto l'aspetto della televisione, che è una cosa che mi attira molto. Mi piace, quindi prossimamente ti posso dire che ci sarà un programma televisivo, non posso svelare ancora niente, però ci sarà un programma televisivo, sia nazionale che non. Farò una manifestazione con il parmigiano reggiano in abbinamento a un prodotto che abbiamo qua, che è il balsamico, e ho un locale, bisogna vedere anche di quello lì, e quindi diciamo che ne ho. Poi adesso sto facendo questa esperienza fantastica nel mondo del rally, e quindi diciamo che prossimamente ne ho un po' sul calendario, ecco. Bene, anche perché sei papà e di conseguenza devi dedicarti a tua figlia e alla tua famiglia. Grazie Kevin, buon lavoro e a presto e tanti auguri. Grazie mille a voi, grazie Igor.